Allora, stiamo parlando di fiscalità, di tasse da pagare, sono comunque tante, di busta paga che non è così sorridente né per i lavoratori e neanche la pensione fa sorridere tanti pensionati. Io chiedo a lei, ne abbiamo parlato appunto con Massimo Cestaro, Graziano Basso, responsabile fiscale, vediamo un po' di capire per quest'anno cosa si presenta rispetto agli anni passati, rispetto c'è stata una modifica nel 2022, poi un'altra nel 2024, adesso novità del 2025, Sì. in modo proprio molto semplice per i nostri telespettatori, supportandoci anche da alcune slide, no? Allora, se vogliamo mandare la slide 4, intanto per concludere il discorso del dottor Cestaro, era per poter dare un attimo l'evidenza di come incidono le categorie di reddito prese proprio dalle dichiarazioni dei redditi a questo punto. Andiamo sullo spicciolo quello che è poi quello che io gestisco. Vedendo praticamente la slide, praticamente si può vedere che il 51,9% di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate sono i redditi di lavoro sono date dai redditi di lavoro dipendenti, per cui dai lavoratori dipendenti. Il 29,6% è data dai redditi di pensione, per cui abbiamo già una buona percentuale di reddito italiano che è coperta da queste due tipologie di redditi. Poi il lavoro autonomo influisce solamente, tra virgolette, dal 6,4%. Che è quello verdino, che giusto? È il verde, verdino, sì. Poi c'è il 5% dei redditi di partecipazione, che è quello rosso, lo spicchietto rosso piccolo sotto il verde. Che sarebbero quali quelli di partecipazione? Praticamente se hai delle quote di partecipazione in aziende, hai quei redditi un po' di nicchia che non hanno i lavoratori o le persone normali, sono determinate categorie settoriali ben precise. Poi ci sono i redditi di impresa, che sono una piccola parte, ed infine ci sono i redditi di fabbricati puri e i redditi di capitale, per cui si può notare da questa torta, da questo grafico, che praticamente la stragrande maggioranza delle entrate prodotte per lo Stato derivano dal reddito di lavoro dipendente e dalla pensione. Ecco perché il dottor Cestaro continuava a dire che effettivamente partendo dalle dichiarazioni dei redditi, quella era l'incidenza, per cui sono quelli che pagano le tasse, e purtroppo sono anche i soggetti che alla fine, tra tutte le categorie là elencate, hanno meno possibilità di evadere o meno possibilità di scappare, perché tanto sono tutti figli della stessa cosa unica, che è la certificazione unica, che è il Q, la CU, che è erogata da un sostituto di imposta, per cui già ti autodichiara, cioè ti dichiara già per conto tuo dei redditi, tu devi solo fare l'aggiunta con i redditi tuoi personali, oppure puoi portare in detrazione delle cose da scontare. Io le chiedo questo perché tante volte abbiamo degli imprenditori, presidenti di categoria eccetera, che sono presenti, che lamentano appunto pochi giovani che vanno all'estero, lavoratori anche in età che vanno all'estero, insomma questa migrazione lo sappiamo benissimo, sono dati eclatanti anche qua in Veneto, e che comunque non richiederebbe una retribuzione più alta, ma risulta difficile perché abbiamo una tassazione molto alta, quindi anche per il datore di lavoro dare 1.000 vuol dire versare 2.000, insomma in soldoni. Sì, detta così sì, forse mentre magari, in altri paesi non è così. Ma magari non che ritorna è solo, a quanto diceva Cestaro. Sì, poi. non è solo la tassazione, è quello che si diceva prima, ci sono anche i contributi, per cui un dipendente, tassazione, contributi, assicurazioni varie, perché comunque il dipendente deve essere messo in regola, cioè se viene assunto viene messo in regola e deve coprire tutte le parti relative previste dal contratto nazionale del lavoro. Quindi abbiamo una busta paga pesante anche per il datore, mi sembra. Il costo, allora in quel caso non sono le tasse, è il costo del lavoratore, che una parte è data dalle tasse, una parte è data dai contributi e da tutte le altre oneri accessori che servono per mantenere in piedi il rapporto di lavoro e tutte le assicurazioni che il lavoratore deve avere per poter operare in sicurezza e quant'altro. Perfetto. Tornando al discorso che faceva il segretario, dove allora si può tagliare? Chiedo a lei, dopo chiedo anche naturalmente a Giuliano Ferranti, per spiegare ai nostri telespettatori, perché alla fine dice sì, se vuoi che mio figlio non vada via, che io non me ne vada via o che continui a lavorare, dammi una gratificazione in più. Lo Stato cosa fa? Deve diminuire le tasse, perché se i servizi, se la previdenza... dovrebbe, allora, cosa ne pensa? è il gatto che si mangia la coda praticamente, è il cane che si mangia la coda, come si vuol dire. Perché praticamente se tolgo da una parte, ormai, allora, partiamo dal presupposto che la coperta è piccola e la tiri da una parte o la tiri dall'altra è difficile. Si provano a fare delle riforme,
si prova a modificare la tassazione come stanno facendo, però per quanto riguarda il lavoratore che va cioè il ragazzo che va all'estero a studiare ha delle agevolazioni perché effettivamente gli stipendi sono più alti, i servizi che gli danno sono più alti. Hanno cercato anche di richiamare i lavoratori in Italia, i cosiddetti impatriati, un nome un po' strano, ma che annovera una condizione fiscale per cui vengono date delle agevolazioni fiscali alle persone che ritornano in Italia a lavorare, con la riduzione, in quel caso con la riduzione fino al 50% o 90% a seconda della zona d'Italia in cui rientrano a lavorare dal reddito imponibile. Però non è così, cioè bisogna lavorare di cesello, bisogna capire cosa non far fuggire, ecco, più che altro. Non è semplice dire faccio pagare meno tasse, è tutto l'insieme del meccanismo che è un po' difficile. Però qualcosa bisogna trovare. Qualcosa bisogna trovare, però sicuramente quello che hanno fatto adesso, a mio avviso, da fiscalista le posso assicurare di no. Perché se vuole possiamo partire anche dalla slide 6. Se vuole, adesso la vediamo, voglio solo mettere un attimo, dare la voce a Ferranti. Secondo lei, Ferranti, che cosa andrebbe toccato in questa benedetta o pensione o busta paga per dare qualche cosa in più ai lavoratori? Perché senza potere di acquisto l'Italia si piega su se stessa, visto che l'export adesso avrà dei piccoli problemi. Guarda, buonasera a tutti. Il problema comunque non è esclusivamente del fisco. Dal punto fiscale, uno dei primi interventi da fare soprattutto è di perseguire l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, perché è vero che qualcosa si sta facendo, però è sempre molto poco, tant'è vero che le cifre. Tra l'altro quello che il collega Massimo Cestaro prima ricordava, parliamo di cifre non piccole, intorno a 100 miliardi annui. Quindi la prima cosa è questa. Sul fronte fiscale, comunque le intenzioni, almeno quelle dichiarate anche nella legge delega, perché qualcosa questo governo ha cominciato a fare sul riordino, la riforma fiscale, i principi e i criteri direttivi individuati da quella legge delega vanno almeno nei propositi oppure nelle dichiarazioni, vanno nella direzione giusta, cioè nel senso che vanno verso l'equità orizzontale. Equità orizzontale che cosa significa? Che a parità di imponibile fiscale di ogni contribuente dovrebbe risultare lo stesso versamento di tasse, cosa che poi vediamo invece purtroppo. Queste sono le dichiarazioni che vengono fatte, però quando andremo a vedere i risultati, poi ci arriveremo nel corso della trasmissione, i risultati poi non sono effettivamente questi. E l'altro aspetto che va rivisto è sulla progressività, perché non è solo la proporzionalità il pagare le tasse, perché io pago una percentuale, ma non devo pagare la stessa percentuale se ho un reddito annuo di milioni di euro, non posso pagare la stessa percentuale che paga chi arriva sì e no a 15-20 mila euro l'anno, tanto per vivere e anche in malo modo. Perché la Carta Costituzionale parla soprattutto di progressività, e la progressività significa che in un certo senso è il contrario della flat tax, quella cosa che invece il governo sta facendo, perché come vedremo poi su alcuni esempi che abbiamo elaborato come centro dello CGIL, si creano delle differenze che piuttosto che andare appunto nel verso dell'equità fiscale si va verso l'opposto. Quindi certamente non è che i margini di intervento siano così ampi, perché come veniva detto prima la coperta è stretta, è corta, però degli interventi cesellati veramente si potrebbero fare, però nel verso giusto. Grazie. Torniamo a noi. Diceva la slide 6 perché? Diceva la slide 6 perché
è la partenza, ovvero quello che avevamo fino all'anno scorso dal punto di vista del lavoratore dipendente. Quindi siamo al 2024. Fino all'anno scorso avevamo il cuneo contributivo, che era la forma di agevolazione che ci era consentita per legge. Prima avevamo parlato di tasse e contributi per ricollegarsi, no? Allora, dallo stipendio che è previsto dal contratto nazionale lordo, praticamente, il lavoratore deve pagarsi una piccola parte di contributi per andare in pensione. Okay? Certo. La quota più o meno, la quota è del 9-19% dello stipendio lordo. Questa quota è deducibile, nel senso che le tasse io le pagherò dallo totalone grande meno il 9-19 dalla parte della tassazione. Cosa hanno fatto col cuneo contributivo? Praticamente hanno fatto degli sconti. Nel 2025. Nel 2024, col cuneo contributivo, hanno fatto degli sconti, per cui invece di farci pagare il 9,19, per esempio per i lavoratori fino a 25.000 euro, hanno fatto uno sconto del 7%, per cui i lavoratori in busta paga hanno pagato solo il 2,19% contro il 9,19 fino a 25.000 euro. Dai 25.000 ai 35.000 invece lo sconto si è ridotto di un punto percentuale, per cui dal 9,19 ha pagato il 3,19. Da lì questo faceva sì che il liquido in busta paga fosse un po' più alto mensilmente. Certo. E questa era la situazione di partenza fino al 31/12/2024. Adesso, con la riforma fiscale, se andiamo a vedere la slide 7, guardiamo il cuneo fiscale. Passiamo dal cuneo contributivo, ovvero dallo sconto dei contributi. Quindi ecco, questo detto così uno non ci pensa. Esatto, prima si sono toccati i contributi, che quindi non è una cosa proprio fantastica toccare i contributi, perché sono quelli che ti serviranno per andare in pensione, certo. Giusto? Più ne versi, più avrai la pensione. Se io taglio sui contributi ci rimetto un pochettino. Adesso invece certo. si è giocato non più sui contributi, ma si torna a versare il 9,19 di contributi, ovvero il lavoratore si paga la sua quota normale di contributi, solamente che vengono dati o un bonus in base al reddito, oppure viene dato praticamente un'ulteriore detrazione in busta paga. A seconda della fascia di reddito. Per cui c'è un bonus che arriva fino ai 20.000 euro, che è una quota esente di reddito, per cui ti danno questa somma, è esentasse e ce l'avrai in busta paga. Quindi entro i 20.000 euro, lordi o netti? Parliamo di lordi. Ecco, cari telespettatori, ricordatevi, perché lo so che è un problema, si parla di lordo, quindi vuol dire un netto di, quanto sarà? 11, 12, giù di là? No, di più. Di più? 13? Comunque. E quindi non ci sono tasse? Non ci sono tasse su questa somma, non concorrono alla formazione del reddito. Questa somma è un bonus che viene, come fosse un bonus che viene dato. Praticamente anche qui ha un decalage, ovvero parte da una percentuale del 7,1% fino ad arrivare al 4,8% ed è un bonus come fosse un bonus esentasse. Entra nella certificazione unica, ovvero nella CU, del lavoratore dipendente solamente come reddito esente, però non fa reddito ai fini delle imposte sui redditi l'anno prossimo. Invece, se il lavoratore si trova tra i 20 e i 40.000 euro, può aver diritto invece a un'ulteriore detrazione, che è uno sconto sulle tasse che deve pagare. Okay? Uno sconto sulle tasse? Sì. Cambia la modulazione, ok? Cioè vuol dire che non gli cambia niente in busta paga, ma no, gli cambia perché questo sconto parte da 1.000 euro fino ad azzerarsi, per cui avrà una fascia fissa, per cui da 20.000 euro a 30.000 euro il dipendente potrà godere dei 1.000 euro fissi. In un anno 1.000 euro? 1.000 euro in un anno, ok? E mentre tra la fascia tra i 32.000 euro e i 40.000 euro la detrazione diminuisce all'aumentare del reddito, per cui partirà da 1.000 euro fino ad azzerarsi in quella fascia. Quindi è progressiva? È inversamente proporzionale al reddito, praticamente, cioè scende all'aumentare del reddito fino ad azzerarsi. Okay. Questa è praticamente come hanno rimodulato, sono passati dal cuneo contributivo al cuneo fiscale, proprio stretto.
Però questa cosa non è del tutto indolore, perché con il centro studi sono stati fatti tutti i calcoli che sono poi stati riassunti nella slide 8, quello è il sunto dei sunti e sono pagine e pagine di calcoli, perché sono state prese tutte le parità di stipendi di valore stipendi lordi contributivi parificati e calcolato prima il cuneo contributivo e dopo il cuneo fiscale, e praticamente abbiamo le differenze che si sono create. Praticamente, siccome non c'è stata un'accortezza nell'applicare la nuova regola, non ci si è accorti che si è penalizzata la fascia dagli 8.500 ai 9.000 euro, il lavoro dipendente tra gli 8.500 e i 9.000 euro, che purtroppo invece di avere dei benefici perdono 1.200 euro. Oh, caspita. Perché praticamente il gioco dei contributi che c'era l'anno scorso praticamente faceva sì che queste persone potessero godere del trattamento integrativo. Vi ricordate che anche gli anni scorsi abbiamo parlato del trattamento integrativo, che è quella quota integrativa che permette di avere un'agevolazione all'interno o della dichiarazione dei redditi, se faccio la dichiarazione dei redditi, se non ho richiesto al mio datore di lavoro, oppure se è l'agevolazione che posso richiedere al mio datore di lavoro, e sicuramente sono i 1.200 euro annui, per cui 100 euro al mese. Chiaro. Okay? Questa viene persa perché manca un correttivo nella manovra. Questa è la prima grande svista, tra virgolette, che è stata anche riconosciuta e di cui stiamo attendendo, è stata fatta presente, stiamo attendendo che il Ministero provveda a sopperire a questa ingiustizia, perché come dicevo prima, se si passa da una modalità di tassazione, in questo caso dal cuneo contributivo al cuneo fiscale, quella fascia di reddito doveva essere garantito almeno di avere zero di sconquasso, anzi avrebbe dovuto guadagnare, visto che era un reddito basso e ha poca facoltà di portarsi spese in detrazione, ha poco modo di recuperarsi e rimane molto Quindi poco. questo deve essere ancora dibattuto? Questo deve essere ripreso in mano e posto in essere il correttivo. Perché per norma italiana, quando io introduco un'innovazione nella tassazione, devo fare salvi i diritti precedentemente acquisiti. Per cui o applico un correttivo, come è stato fatto l'anno scorso, cambiando la detrazione di lavoro dipendente, aumentando la detrazione di lavoro dipendente, hanno messo 75 euro una differenza di 75 euro nel calcolo del trattamento integrativo per non farlo perdere a una fascia di reddito. Qui si sarebbe dovuto pensare, per quella fascia di reddito, di introdurre un correttivo nel calcolo della formula, in modo da assicurare i 1.200 euro anche a quelle persone. Perfetto. Detto questo, adesso andiamo in pubblicità, ritorniamo insieme e parleremo anche delle aliquote. Ci sono tre aliquote importanti, 23%, 35% e 43%. Se uno slitta da un'aliquota all'altra, una bella botta, perché non c'è uno sconquasso. E perché queste aliquote sono di redditi? Ne rientrano anche, faccio l'esempio, il pensionato che prende un affitto per una collocazione, eccetera. Fa reddito? Allora se ha una locazione normale sì, se ha una cedolare secca no, perché è un'imposta sostitutiva. Perfetto, per cui ha una tassazione diversa. Quindi attenzione anche a questo. Pubblicità, poi torniamo insieme.